Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa prima edizione live di friulitv.net con informazione dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo dunque con le ultimissime. Grave infortunio in un'abitazione di Valvasone in provincia di Pordenone. Una donna è stata trasportata all'ospedale cittadino in gravi condizioni a seguito di una caduta dall'altezza di circa 3 metri. Sino a tarda serata la prognosi era riservata. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 19:30 di ieri, quando la sala operativa del Sores di Palmanova ha ricevuto appunto la richiesta di intervento e ha inviato sul posto un'ambulanza. Per la precisione, l'infortunio si è verificato in località Grava, un quartiere di Valvasone situato non lontano dal fiume Tagliamento. Come detto, la donna si trova ricoverata a Pordenone in prognosi riservata. Ed ora parliamo di occupazione con l'intervista all'assessore Rosolendo. Stiamo parlando del terziario, stiamo parlando delle svariate decine di milioni di euro che la Regione ha messo durante tutta l'emergenza Covid. Ora si tratta di agire in maniera più complessiva, non solo da parte della Regione ma anche da parte dei datori di lavoro. I dati che emergono sono interessanti, ci lasciano comunque preoccupati, come dico sempre. È un dato sicuramente di un mondo del lavoro in forte crescita, un mondo del lavoro in cui cresce però la differenza tra la preparazione delle persone e quello che le aziende richiedono. Un mondo del lavoro che comunque è riuscito a proteggere il sistema dai licenziamenti che erano annunciati, in cui il problema di reperimento delle persone può sicuramente essere colmato da percorsi formativi che forse bisognava fare anche prima, e quindi la responsabilità che l'amministrazione regionale si assume è sicuramente quella di attivare tutti i percorsi di formazione necessaria. Alle imprese da parte della Regione chiediamo ovviamente un supporto nelle assunzioni di qualità, perché il dato preoccupante di questo periodo all'interno del mondo del lavoro è che aumentano a dismisura i contratti a tempo determinato, quindi c'è bisogno di contratti di qualità, ovviamente anche di discussioni a livello nazionale rispetto all'aumento dell'inflazione e all'adeguamento dei contratti collettivi nazionali. Rientriamo in studio per parlare di un intervento avvenuto ieri pomeriggio da parte dei Vigili del Fuoco di Pordenone, che con 2 automezzi sono accorsi all'interno di uno stabilimento dismesso in via Longona Sacile, dove stava andando a fuoco, ed è purtroppo andata distrutta, un'auto all'interno, come detto, del capannone, oltre ad alcuni materiali presenti sul posto. I pompieri hanno domato il rogo in circa mezz'ora di lavoro. La vettura, come detto e come dimostrano le stesse immagini, è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme, mentre i danni strutturali sono stati limitati a una porzione del fabbricato. Le cause sono al vaglio dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto anche i carabinieri di Sacile per i rilievi di legge. Ed ora parliamo di Io sono FVG. Governatore Federica ha presentato il merchandising Io sono Friuli Venezia Giulia, lei ci mette la faccia ma anche la figura intera. Sì, ma penso che sia un'operazione, una delle parti di operazioni di marketing importante, perché abbiamo voluto puntare sulla qualità, il cluster ha voluto puntare sulla qualità del prodotto, sulla riconoscibilità dello stesso, e quindi c'è una parte che riguarda l'orgoglio di appartenenza ad una terra e dall'altro anche la voglia di indossare qualcosa che ci rappresenti, e Io sono Venezia Giulia penso che possa rappresentare al meglio i cittadini di questa regione. Un elemento importante è la semplicità.
Il marchio stesso della promozione dell'agroalimentare ha voluto puntare sulla semplicità e la lettura facile del marchio stesso. Io immagino un prodotto agroalimentare che viene comprato dall'altra parte del mondo, se uno non conosce il marchio legittimamente, come abbiamo avuto esperienze passate con marche alquanto di difficile comprensione, non è che deve andarsi a studiare il disciplinare. Leggendo il marchio ha già delle informazioni molto chiare, ovvero che stiamo parlando di un territorio italiano, non a caso noi i colori abbiamo voluto scegliere anche la bandiera italiana, per poi utilizzare ovviamente il logo che ricordi la nostra regione. Ma capisce subito che si tratta del Friuli Venezia Giulia, che è qualcosa che è in Italia, anche chi è dall'altra parte del mondo e magari non conosce l'Italia e la sua divisione territoriale. Assessore Zannier, io sono Friuli Venezia Giulia, è un marchio che può essere abbinato ad altri marchi e forme di tutela per promuovere i nostri prodotti locali. Sì, esatto, io sono Friuli Venezia Giulia, essendo un marchio collettivo che ha come matrice la sostenibilità e la tracciabilità, va ad individuare aziende che hanno fatto un percorso ulteriore, una scelta rafforzata vorrei chiamarla, perché hanno iniziato a ragionare anche di sostenibilità che si declina in sostenibilità economica, in sostenibilità sociale, in sostenibilità ambientale. Bene, con questo servizio è tutto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.